scuola di Motta inquietudine e paura tra i genitori divisi sul da farsi. Un gruppo di loro decide di affidarsi ad uno specialista esterno all'ULSS 2 della Marca. L'azienda sanitaria risponde a stretto giro di posta, liberi di affidarsi ad altri, servirà solo a confermare quanto abbiamo accertato, dice il direttore generale Benazzi. Stasera il punto della situazione a 20:10. Primo giorno alla guida di Ascom per Federico Capraro e subito una stoccata. Treviso sta diventando un dormitorio per ricchi e su Cortina mancano posti per le Olimpiadi, siamo a disposizione. Mentre il Capo dello Stato dà l'ok alla Commissione parlamentare d'inchiesta, si allungano i tempi sui rimborsi per i truffati delle banche venete. Ennesima razzia la scorsa notte al ristorante New Baccaretto di Mogliano. I ladri entrano da una porta e rubano 100 euro di fondo cassa, è il quarto furto in meno di un anno. Primo giorno del Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona e subito bufera innescata dal leader del Family Day Gandolfini sulla legge 194. Dal 78 ad oggi uccisi 6 milioni di bimbi con l'aborto. Ieri sera la grande festa per il tradizionale processo alla Vecchia a Ponte Dante. Domani sera alle 21:15 rivedremo integralmente tutta la kermesse. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei TG di Antenna 3. In primo piano ancora il caso della tubercolosi alle elementari di Motta di Livenza. Cresce la preoccupazione dei genitori, tanto che un gruppo riunito in comitato ha deciso di rivolgersi ad un esperto esterno all'ULSS per un consulto, decisione che spacca le famiglie degli alunni tra favorevoli e contrari. Sentiamo. Il professore Riso ci ha fatto un preventivo che abbiamo deciso da poco di utilizzare. TBC alla scuola elementare di Motta di Livenza, mentre sale a 8 il numero di contagiati, 2 maestre, 6 bambini, e l'ULSS ha deliberato di sottoporre al test anche gli ex allievi ora in prima media. Un gruppo di mamme e papà riuniti nel comitato genitori ha deciso di rivolgersi ad un infettivologo esterno, l'ex primario di Venezia Enzo Raise, per un consulto, come riferisce la presidente. Vogliamo un'opinione esterna perché i genitori presentano una serie di perplessità e dubbi dovuti a delle incongruenze tra quello che è stato detto dall'USL e quello che si è poi rivelato, e hanno bisogno di essere messi in una situazione di chiarezza. Il comitato sottolinea che l'intento dell'iniziativa, presa dopo un colloquio con il sindaco e la dirigenza scolastica, non vuole essere di scontro bensì collaborativo, ma la decisione non è condivisa da altri genitori. Se uno lo vuole fare, se lo fa, è libero di farlo. Nessun problema, che non lo facciano a mio nome, che non lo facciano a nome di tutta la comunità che non condivide questa posizione. Ma così ci dividiamo, per creare due fazioni, quelli che lo sostengono e quelli che non lo sostengono? È questo che vogliamo? È questo il bene dei nostri figli? Tra ansie e voglia di rassicurazioni, soprattutto pensando al bene dei bambini, mamme e papà aspettano i figli all'uscita da scuola. Non abbiamo ancora certezze di nulla, che la cosa si sia chiusa qui. E io spero veramente che adesso l'USL ci dia conferme definitive, e non so se vogliono indirizzarsi a qualche altro, al consulente o quant'altro, però sì, dobbiamo avere risposte certe. Positiva il test, sì, abbiamo poi eseguito il controllo della radiografia. Non è successo, sì, non c'era niente di particolare, quindi il bambino è pulito, però comunque dobbiamo fare i 6 mesi di profilassi per evitare che in futuro si sviluppi il virus. Secondo me la cosa è stata gestita abbastanza bene dall'USL, ci hanno sempre tenuto al corrente. Mi sarebbe piaciuto che la cosa fosse venuta fuori subito al momento in cui è venuto fuori il caso del bambino. Noi l'abbiamo saputo il giorno prima che i nostri bambini che fanno parte della classe, che collabora spesso con quella interessata, gli fosse esteso il test anche a loro, ma vabbè. Confido che facciano il loro mestiere, lo facciano bene. Ci hanno fatto capire, hanno fatto il test, mio figlio per esempio è negativo, però bisogna vedere perché sono 20 bambini esito positivo. Per cui c'è ancora preoccupazione? Paura c'è, come c'è preoccupazione. Tubercolosi non è, e sono 400 bambini. Abbiamo messo in campo il meglio ed operato con la massima trasparenza. Un esperto esterno non potrà che confermare il nostro operato. Così il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi sulla decisione del comitato genitori. Sentiamo.
Un focolaio epidemico importante, quello della scuola di Motta, partito da un caso indice, quello della prima maestra, ad altissima carica infettante, tanto che l'ULSS ha deciso di allargare i controlli anche agli alunni che lo scorso anno frequentavano la quinta elementare. Proprio per questo l'azienda sanitaria ha messo in campo fin dall'inizio una task force con i massimi esperti, i dottori Cinquetti, Scottone e Rigoli, responsabili rispettivamente del settore igiene pubblica, malattie infettive e microbiologia. Così dunque il direttore generale commenta la decisione del comitato genitori di rivolgersi ad un esperto esterno. In campo abbiamo messo i migliori, riconosciuti tra i migliori, ben venga anche un'altra persona che ovviamente non farà altro che avvalorare, immagino, quello già che i nostri 3 esperti stanno facendo. In un mondo dove è così frequente anche attraverso i social la circolazione di fake news, l'ULSS procede con i piedi di piombo per non generare falsi allarmismi. Sappiamo benissimo quanto male fa mandare fuori una falsa notizia. Fa male a chi la subisce, fa male a chi ha ovviamente la preoccupazione che il proprio figlio sia colpito, eccetera. Noi abbiamo informato i genitori nel momento in cui avevamo certezze. Comprendendone le preoccupazioni, il direttore generale si appella così ai genitori. Chiedo a tutti, e dico a tutti i genitori, di aver fiducia nell'istituzione ULSS, nell'istituzione scuola, nel comune, perché stiamo lavorando, lo dico con franchezza, ci troviamo ogni giorno per fare il punto tra i collaboratori, stiamo lavorando veramente con serietà, professionalità e accuratezza anche nelle cose che facciamo. Ed ora il commercio trevigiano con l'inizio del nuovo corso per l'Ascom provinciale, oggi la presentazione del nuovo presidente della giunta, un avvio con punzecchiatura nei confronti degli albergatori bellunesi che hanno annunciato di non garantire i posti letto per le Olimpiadi di Cortina del 2026, per la candidatura naturalmente. Sentiamo. Non guardiamo i confini, apriamo gli orizzonti e scopriamo che i posti letto ci sono, ad esempio ci sono da noi, creiamo le infrastrutture per collegare Cortina al resto del mondo e assolutamente Treviso può offrire tutti i posti letto che servono per le Olimpiadi di Cortina che noi ovviamente auspichiamo. Inizia con una punzecchiatura agli albergatori bellunesi, l'era Capraro all'Ascom di Treviso. Oggi la presentazione della giunta che guiderà l'associazione fino al 2024, con il presidente veterani e nuovi volti e con loro il nuovo direttore Vito Monaco, ma soprattutto la volontà di trasformare l'impresa del terziario in impresa innovativa. Presidente, in uno slogan la sua mission di mandato. Un futuro da rappresentare interpretando gli interessi nuovi e gli interessi emergenti dei nostri soci. Un giovane presidente, Federico Capraro, ha 44 anni, ma idee chiare soprattutto nel confronto con le istituzioni, alle quali manda sin da subito un messaggio chiaro sulla gestione dei territori. La pianificazione non può prescindere dal valore della prossimità. I negozi di prossimità sono presidio urbano, servizio pubblico, sicurezza, ordine, pulizia. Ecco perché noi rappresentiamo questi interessi e a loro diciamo confrontiamoci e pianifichiamo insieme. Ascom che non teme il centro commerciale all'interno del centro storico, come ad esempio in Piazza Borsa, a patto che sia di qualità. Un grande contenitore che dia la possibilità di ospitare un grande brand, che sia un richiamo, un'attrattiva, è assolutamente una cosa che guardiamo positivamente per tutto il commercio della città. Commercianti in guerra, soprattutto con chi punta a rendere Treviso un dormitorio per ricchi. I grandi contenitori, i grandi metri quadri vanno riempiti da tante persone e non da single che vivono a Milano dal lunedì al venerdì per lavoro e rientrano in città il sabato e domenica. Noi speriamo a una residenzialità per famiglie. Ed ora le banche venete, la Consob ha sanzionato per un totale di 2,15 milioni di euro Veneto Banca ed in particolare l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, l'ex presidente Flavio Trinca ed altri 17 ex esponenti tra componenti del Consiglio, del Collegio Sindacale e dirigenti dell'Istituto per il fatto che nel 2013 la banca ha massicciamente e sistematicamente venduto ai propri clienti, soci e non soci, azioni proprie
proprie in contropartita diretta detenute nel fondo azioni proprie, nonché fatto sottoscrivere azioni emesse mediante la modalità del cosiddetto apertura libro soci. E continuiamo a parlare di banche perché ci sono stati sviluppi nelle ultime ore sulla commissione parlamentare, mentre rischia di allungarsi e non di poco l'iter sui rimborsi dei truffati. Banche Venete. Il vero problema non è la commissione parlamentare avvallata con le puntualizzazioni oggi dal Capo dello Stato, ma la posizione al momento irremovibile da parte del Ministro delle Finanze Giovanni Tria. Pare che il Ministro dell'Economia non intenda appunto attuare la norma presente nella finanziaria in quanto ritiene che non sia rispondente alla normativa europea e in quanto tale non possa essere attuata. Tradotto, il Ministro non vuole dare il proprio assenso alla procedura di rimborso agli azionisti truffati perché potrebbe risponderne personalmente davanti all'Europa. Pare appunto che ove attuata potrebbe poi comportare per il soggetto che appunto la va a attuare, quindi appunto il Ministro dell'Economia personalmente, rischi di problematiche per quello che riguarda un danno erariale. Avvocato che non nasconde come tutta la linea delle associazioni di ex azionisti sia in costante subbuglio e che questo non favorisca una linea comune nel confronto con il governo, che peraltro per superare l'impasse del Ministro Tria ha già incardinato un altro decreto. Nel decreto crescita che dovrebbe essere emanato il 10 di aprile o comunque in tempi molto brevi ci sarà una nuova norma per quello che riguarda appunto i rimborsi ai risparmiatori, che dovrebbe poi appunto a sua volta essere attuata e quindi i tempi andrebbero ovviamente appunto a dilatarsi, potremmo andare a dopo l'estate. Tempi comunque ottimistici per l'avvocato, che sottolinea che le associazioni comunque vogliono vederci chiaro. Facendo seguito appunto alla diffida al Ministro Tria faremo una nostra istanza di accesso agli atti, la faremo appunto noi come associazioni facenti parte della cabina di regia e le faremo anche fare singolarmente a tutti i risparmiatori che intendono farla, quindi insomma chiederemo appunto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di farci accedere alla corrispondenza intercorsa con le autorità europee. Non possiamo non sapere quello che ci sono detti, che poi appunto è il motivo per cui la norma non è ancora stata attuata. La cronaca, ennesimo furto la scorsa notte al ristorante New Baccareto di Mogliano Veneto. I ladri, ripresi dalle telecamere del locale, sono entrati da una porta sul retro del ristorante. Magro il bottino 100 euro di fondo cassa. Per il locale si tratta, pensate, del quarto furto nel giro di meno di un anno. Sull'episodio indagano i carabinieri di Mogliano. E parliamo ora di legittima difesa. Ieri sono state approvate le modifiche alla legge e i reati predatori caleranno, dice il senatore leghista trevigiano Giampaolo Vallardi. Sentiamo. La legittima difesa è legge dopo il voto di ieri al Senato e tra le fila del Carroccio si esulta per l'approvazione, pur tra i mugugni grillini, di uno dei caposaldi della campagna elettorale che porterà, secondo il centrodestra, la riforma è stata infatti approvata anche dai senatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia, ad una diminuzione dei reati predatori nel nostro Paese. I malintenzionati che avevano intenzione di delinquere ci pensano due volte perché sanno che possono trovare comunque della gente che può reagire. Prima era il contrario, sapevano che potevano andare impunemente, che la gente aveva paura di reagire perché chi passava dalla parte del torto era l'aggredito e non l'aggressore. Oggi con questa legge abbiamo invertito di fatto di 180 gradi la situazione. Alla Camera la Lega propone ora una norma per rendere più facile l'acquisto di armi, affrettandosi a precisare, tra i dubbi dei magistrati, che non si tratta di incentivare la giustizia fai da te. Un rafforzamento delle forze dell'ordine che già erano efficienti prima, che oggi lo sono ancora di più. Adesso stiamo modificando anche dal punto di vista delle pene, sicuramente ci sarà un inasprimento per chi comunque commette i reati e stiamo andando nella direzione della certezza della pena, tutti quanti i provvedimenti che faranno sì che i reati in questo Paese diminuiscano.
Con sé in auto aveva un sacchetto con circa 80 grammi di marijuana pronta per essere spacciata, mentre in casa nascosti quasi 3.000 euro in contanti, denaro guadagnato grazie alla sua attività parallela. Protagonista uno studente 22enne di Rossano Veneto, che ieri è finito nella rete di un'operazione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco. Il controllo è avvenuto a Loria ieri sera, poco dopo le 19. Il vicentino ed un amico del posto erano a bordo di un'auto. Il trevigiano, studente anche lui, beccato con una piccola dose di marijuana, se la caverà con una segnalazione alla prefettura. La notte brava, i rimproveri su Facebook ed infine le scuse, protagonista un gruppetto di adolescenti di Casale sul Sile. Parolacce, pantaloni abbassati, lancio di petardi, schiamazzi e poi vetrine prese a calci e pugni. Protagonisti della serata decisamente sopra le righe, 5 adolescenti di Casale sul Sile che, immortalati dalle telecamere del negozio che ha visto le sue vetrine prese di mira dal gruppetto, sono stati rimbrottati su Facebook dalla proprietaria. Un post corredato dalla foto ripresa dalle immagini della telecamera che invitava i genitori a riconoscere i propri figli e a fare in modo che episodi di maleducazione di questo tipo non avessero più a ripetersi. E così, dopo una decina di giorni, la notte brava è del 16 marzo, la sorpresa: la negoziante ha trovato appoggiata alla porta d'ingresso una lettera di scuse. Volevamo precisare, si legge nella missiva dei 5 giovanissimi, che non volevamo fare del male o del vandalismo, ma lo abbiamo fatto solo per ridere. Ci rendiamo conto di aver esagerato. Spero che accettiate le nostre più sentite scuse e vi assicuriamo che non capiterà mai più. Più che soddisfatta, la signora si è quasi commossa. Scuse accettate e gioia, dice, perché ciò significa che la comunità ha ancora un senso. Primo giorno oggi a Verona del convegno mondiale della famiglia ed è già scoppiata la prima polemica dopo le affermazioni sull'aborto da parte del leader del Family Day. Sentiamo. In una Verona già blindata per un fine settimana che si annuncia intensissimo, il 13° convegno mondiale della famiglia si apre già con la prima rovente polemica. La sala del Palazzo della Gran Guardia è gremita, i giornalisti restano fuori in una sala stampa allestita per l'occasione, ma a dare fuoco alle polveri è il leader del Family Day, Massimo Gandolfini, proprio parlando a margine del convegno. In Italia dal 1978 ad oggi sono stati uccisi 6 milioni di bambini, ha detto. La legge 194 è stata applicata soltanto negli articoli che permettono la soppressione di una vita e non in quelli che aiutano la maternità. Frasi ignobili per Alessia Morani della presidenza del gruppo PD alla Camera, che ha chiesto al Ministero della Famiglia, Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia e alla provincia di Verona di ritirare il patrocinio dalla manifestazione. Tra l'altro il simbolo di chi il patrocinio l'ha tolto davvero, a Verona lo si vede ancora. Il logo della presidenza del Consiglio dei Ministri rimane sulla cartellonistica e sul materiale cartaceo del Congresso. Nella nostra città chiunque ha il diritto di esprimere le proprie idee e di confrontarsi, ha detto il sindaco Federico Sboarina nel suo intervento, e in effetti a Verona non si parla d'altro, dentro e fuori il Palazzo della Gran Guardia. Stavo leggendo giusto adesso il Pro Family e non capivo cosa fosse sto Pro Family, perché mi chiedo chi sia contro la famiglia, nel senso, io non lo sono, però sono sicuramente più per una famiglia di larga visione rispetto a quella che penso concepiscano loro. E per me la famiglia deve essere solo una unica, che è composta da un uomo e una donna, che nell'eventualità fanno nascere e crescere i bambini. Ci sono delle persone che hanno dei pensieri che sono assurdi, insomma. Solo a pensarlo 10 anni fa sembrava impensabile, invece adesso siamo tornati nel nuovo medioevo, evidentemente. Tra i gadget del congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona fa discutere un feto di gomma che rappresenta un embrione di 10 settimane, donato da uno degli sponsor e accompagnato da un cartellino con la scritta "L'aborto ferma un cuore che batte". Estremamente chiaro sull'argomento è già stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso sabato a Verona. Le conquiste sociali non si toccano, ha detto il leader leghista. Non si discute sulla revisione dell'aborto, del divorzio e della libertà di scelta per donne e uomini. Ed ora torniamo sulle polemiche dei patrocini del Comune di Treviso per conferenze sulla lingua veneta e sull'autismo. Sentiamo l'assessore Nizzetto. Urologi che insegnano storia veneta, ultras del cristianesimo che tengono conferenze sull'autismo. Sono i 2 casi che stanno tenendo da giorni sulla graticola politica l'assessore alla scuola Silvia Nizzetto,
che oggi ha deciso di levarsi alcuni sassolini dalle scarpe per quello che ai nostri microfoni definisce un vero e proprio attacco al suo operato. Per l'assessore Nizzetto sono tutte polemiche su fatti non solo assolutamente legali, ma anche opportuni, a partire dal tanto ironizzato urologo relatore di Storia Veneta. Io credo che chiunque, voglio dire, abbia il diritto di poter fare delle conferenze in materie in cui magari è preparato perché ha fatto degli studi, comunque degli approfondimenti. Questi sono approfondimenti. È lo stesso concetto di il papà che va in giro giustamente adesso a testimoniare contro il bullismo, per esempio, perché magari la figlia, purtroppo, come abbiamo visto, casi di ragazze che si sono suicidate, allora che diritto ha di andare a parlare di bullismo il papà? Eppure li seguiamo, giustamente li ascoltiamo perché sono delle testimonianze. Testimonianze che sono alla base delle sue decisioni per l'altro caso, quello della conferenza sull'autismo gestita, secondo le opposizioni ai 300, da una famiglia di ultrascattolici no gender. Su questa accusa francamente io non c'entro, nel senso che non vado a fare l'inquisizione sul pensiero politico-religioso delle persone, perché non è sicuramente un ambito mio. Questa è una famiglia che porta una testimonianza all'interno appunto di un progetto. Lei in questo si è spesa come aiuto proprio a far capire qual è la problematica, ma così come testimonianza proprio perché anche loro hanno un figlio autistico. Polemiche che non hanno mai fermato l'operato dell'assessore, oggi concentrato soprattutto sul bullismo. Io sul bullismo ne ho ricevute veramente a decine, ne ho ricevute solo ieri mattina 3, una dietro l'altra, ed erano giustamente appunto genitori, per dire, che hanno avuto appunto problemi e che quindi adesso si fanno portavoce, piuttosto che persone che comunque scelgono di supportare questo tema perché ci credono, perché credono che sia utile oggi portarlo sempre di più in luce. Ed oggi c'è stata giunta a Cassugana. Tra le decisioni prese una riguarda l'ex scuola, oggi dormitorio comunale di via Pasubio a Sant'Angelo. La novità importante è che abbiamo dato in concessione gratuita alla Caritas gli spazi del dormitorio di via Pasubio. L'ex scuola di Sant'Angelo continuerà ad essere nelle disponibilità della Caritas trevigiana. La decisione oggi in giunta, su proposta dell'assessore al sociale Gloria Tessarolo, può essere letta su 2 aspetti. Il primo è certamente pratico. D'inverno, nei periodi più freddi dell'anno, un dormitorio senza fissa dimora, abbiamo deciso di darlo in concessione alla Caritas perché possa essere comunque uno spazio a disposizione sempre per i nostri cittadini in difficoltà. L'altro aspetto è sotto il profilo politico, un segnale di apertura verso il mondo cattolico che guarda all'accoglienza e che è notoriamente critico nei confronti delle posizioni leghiste. Segnale evidentemente voluto dal sindaco che rispetto al predecessore dello stesso partito, Gentilini, vuole mantenere e se possibile rafforzare i rapporti tra la Curia e Cassugana, anche sul fronte accoglienza migranti. In realtà con la Caritas i rapporti sono sempre stati ottimi, anche perché ritengo che siano anche loro stessi un modello per come hanno gestito anche l'accoglienza per i richiedenti asilo, con dei numeri limitati e con dei percorsi di vera integrazione. Quindi io ho sempre citato la Caritas come un ottimo modello anche per tutte le altre realtà che si occupavano di accoglienza, e quindi questo è un ulteriore passo di collaborazione. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Come ogni venerdì siamo all'appuntamento con le previsioni del tempo per il fine settimana e i prossimi giorni con il generale Giancarlo Iannicelli. Ancora un fine settimana all'insegna dell'anticiclone, e con l'anticiclone tempo bello, tempo stabile. Infatti sabato e domenica ancora cielo in prevalenza sereno, una piccola velatura del cielo nelle primissime del mattino sarà veramente poco indicativa. Un bel tempo che durerà anche nei primissimi giorni della prossima settimana, poi è bene dirlo perché c'è bisogno di pioggia, a metà della prossima settimana potremo avere un paio di giorni, 48-60 ore di tempo più perturbato, che ben venga a questo punto, ripeto, per il bisogno di acqua. E per questo fine settimana intanto i venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature sempre al di sopra della media, soprattutto nei valori massimi che raggiungeranno i 20 gradi, anche qualcosa in più naturalmente nelle ore centrali della giornata, valori minimi intorno ai 7, 8, anche 9 gradi. E per finire l'Alto Adriatico quasi calmo, poco mosso. È tutto. Ed ora torniamo a vedere il tradizionale processo alla veccia che si è celebrato ieri sera, come sempre, a metà Quaresima a Ponte Dante.
duetto che anche qua fra quota 100 e anzianità resteremo senza dottori, perché chi è brutta vecchiassa attiene a facoltà di medicina a numero chiuso e chi pochi che se laurea con bei voti va all'estero perché si ben pagai e riveri meglio di qua. Non sta a brontolare per niente, non sta a brontolare, si informa. È il direttore del Canfonceo, in combutta come Marietta, e ha istituito un reparto speciale di pronto soccorso gestito direttamente da suoi infermieri. Femo un esempio. Se hai un conte che vi ha mal dei denti di domenica, può darsi. Invece di fare la coda di ore e ore al pronto soccorso, e troverà subito una infermiera specializzata di ginecologia che farà un clister calmante direttamente in bocca. A tutti voi altri che se qua stasera ha tutta la mia simpatia, viva Veccia e viva Treviso! Viva Treviso! Ecco, la Veccia viene issata così tutti possiamo ben vederla e vedere le fiamme che si alzano e si stagliano alte. Uno spettacolo dal vivo che ogni anno... E l'intero processo alla Veccia con il rogo finale verrà trasmesso domani sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Tra pochissimo, invece, subito dopo il meteo, torneremo a parlare dei casi di tubercolosi a Motta di Livenza a 20:10. Ospiti di Nicola Zanetti il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2, e la dottoressa Angela Taraschi, responsabile dell'unità operativa di pediatria dell'ospedale di Oderzo. Subito dopo, in prima serata, dalle 21:15, torna a 40 la trasmissione dedicata ai 40 anni della nostra emittente. È tutto dunque, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Sarà ancora il bel tempo ad essere protagonista sulle nostre regioni. L'alta pressione si mantiene dunque salda. Nel dettaglio vediamo che sul Veneto sarà una giornata soleggiata ovunque. Il cielo si presenterà sereno su tutti i settori senza la presenza di nubi. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime in lieve calo, comprese tra 16 e 21 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà una splendida giornata all'insegna del sole e il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra 17 e 21 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole e il cielo sarà sereno e limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.